Parliamo di libri, gli italiani non leggono molto, ma il libro conserva sempre una sua sacralità. Focaccia, farinata e finger food è un lavoro che ho realizzato 2-3 anni fa, è dedicato a questo interessantissimo tema dei cibi di strada, ovvero i cartocci di frittelle, focacce, le cose da pilucare con le dita, magari rischiando di ungersi. Focaccia, farinata e finger food. Mi sono concentrato soprattutto, come è nella filosofia di Ligu Cibario, sulle tradizioni della Liguria, che sono molte, alcune sono antiche e sono oggetto di una rivitalizzazione, di una nuova vita, grazie anche a tante sciamadde, tanti fainotti, ovvero tanti ristori tipici che hanno riaperto nel centro storico, per esempio, di Genova. Sono cibi che concettualmente propongono una sorta di modernità, perché non invecchiano mai, sono molto amati dai turisti stranieri, sono molto amati dai giovani che vanno in compagnia a pilucare qualcosa abbinandoci un bicchiere di vino più che di birra. E allora io mi sono divertito a ricostruire le storie e gli aneddoti che ci sono dietro a ciascuna di queste tradizioni. In particolare il libro che vedete, che contiene anche degli abstract in lingua inglese e tedesca, proprio per andare incontro ai turisti che vengono ormai numerosi sia a Genova sia ovviamente in Liguria, contiene anche una scheda di degustazione organolettica della focaccia genovese. Perché mi piaceva fare un po' il punto della situazione, cioè dire, se la chiamiamo focaccia cerchiamo di prepararla bene, se la chiamiamo focaccia cerchiamo di utilizzare materia prima di qualità, se la chiamiamo focaccia cerchiamo di far sì che possa essere un eccellente ambasciatore della città di Genova. Buon appetito!